Quanto ha deciso ieri il ministro Valditara mi ha fatto ovviamente piacere, ma io voglio andare avanti con i miei avvocati per le conseguenze d'immagine che ho subito. Così la professoressa dell'istituto Viola Marchesini di Rovigo, colpita lo scorso novembre da pallini di gomma sparati da alcuni studenti in aula durante la lezione, con tanto di scena ripresa dai telefonini e pubblicata sui social. Dopo l'intervento ieri del ministro dell'istruzione, che aveva chiesto che venisse riconvocato il consiglio di classe per rivedere i novi in condotta, con il quale gli studenti coinvolti erano stati promossi, la dirigente scolastica nel pomeriggio aveva riunito nuovamente i docenti che alla fine avevano deciso di abbassare i voti ad un 7 per uno studente e a 6 per altri 3. Nonostante questo, però, la professoressa ha intenzione di proseguire l'iter intrapreso con il suo legale, che annuncia come la sua assistita intenda rivalersi nei confronti dei genitori degli alunni e come entro l'estate sarà promossa un'azione di risarcimento civile per danni di immagine e morali. Era ora che si rimettesse mano al voto di condotta, aggiunge ancora la professoressa, che teme però che i nuovi voti possano non avere il risvolto educativo auspicato. Secondo me, dice, quegli studenti non hanno ancora capito. Anche per questo continuo con la mia azione. E in merito alla decisione di riconvocare il consiglio di classe e rivedere i giudizi, spiega, è stata una decisione presa a Roma, ma è l'intera istituzione scolastica che deve cambiare, come sottolinea il ministro, a partire dalle classi numerose per finire con l'ora di ginnastica.